Una vicenda che sta diventando davvero paradossale. A scatenare la polemica, l'ordinanza sicurezza firmata dalla dirigente scolastica della scuola media Sarto di Castelfranco, che di fatto obbliga i genitori ad andare a prendere i figli a scuola. Da soli non potranno più tornare. Se dovessero farsi male, ne risponde, dice, la scuola. Una direttiva che è arrivata solo pochi giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, immediata la protesta, ma dalla scuola nessun ripensamento. Così una tredicenne che abita ad un'ottantina di metri dalla scuola è stata fermata perché il papà si è rifiutato di andarla a prendere. Tanto che la dirigente ieri ha allertato anche i carabinieri. Le ragioni del genitore sono chiare. Oggi di fatto non c'è nessun controllo. È tutto qui il discorso. Quindi equità. Devo venirla a prendere e devo delegare qualcuno. Mi devi dire con chi è andata a casa mia figlia. Può venire a casa da sola come fa dalla quarta elementare e come credo abbiano fatto tutti i bambini. E a quel punto va bene. Fra l'altro nemmeno oggi questo papà è andato a prendere la figlia, ma d'incanto è tornata a casa da sola. Sì, di fatto è tornata a casa da sola più volte. Ma oggi la scuola l'ha chiamata. Oggi sì, mi hanno avvertito che la bambina sarebbe venuta a casa da sola. Immagino, come hanno sempre fatto, abbiano registrato le telefonate. Ma la direttiva allora c'è oppure no? La dirigente questa mattina aveva detto che avrebbe chiamato nuovamente i carabinieri, ma a quanto pare la scuola ha deciso diversamente. Poi la battuta ironica del papà al ministro dell'istruzione, Valeria Fedeli. Ma la ministro Fedeli non ha detto che possiamo delegare i nonni. Se i nonni della Fedeli sono disponibili, possono andare a prendere mia figlia, li delego volentieri. Non intende tornare indietro e non andrà a prendere a scuola la figlia. Alla nostra domanda, se la scuola dovesse chiamare ancora i carabinieri? Ho riparlato con la bambina chiedendo ma se vieni a casa con i carabinieri c'è un problema. La bambina mi ha risposto no, nessuno, di conseguenza vogliono portarla con i carabinieri. Mi fanno un piacere soprattutto quando piove.